Bella Ju, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da 5 sconfitte di fila, una stagione che sta procedendo veramente come peggio non poteva andare fino ad ora. Andiamo a cercare il prossimo avversario e vediamo se riusciamo a ribaltare la situazione un po' come fa Alessandro Borghese. Detto ciò, vediamo chi ci capita e come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Speriamo veramente di cambiare il trend di questa stagione, perché questa divisione 3 sta andando come peggio non poteva andare. Siamo sotto i 1200 punti, la strada è lunghissima, ma dobbiamo assolutamente riprenderci. Arsenal-Napoli, tra l'altro ci fanno affrontare anche le bestie di Satana. Arsenal-Napoli, va bene così. Qualsiasi cosa, tengo sempre cosa umana, Aldo, effettivamente. Arsenal-Napoli, c'è Odegaard. Per un momento ho pensato che avesse l'Arsenal originale, invece no. Allora abbiamo Politano che ha deciso che questa partita non la vuole giocare e quindi la faremo giocare a Gong titolare e Lobotka la stessa cosa e la faremo giocare a Den Donker, anzi a Caciuste, così proviamo il nuovo Caciuste 91. Bene, così, informazione dell'avversario c'è la difesa a 3, ma io non ho intenzione di invertire gli esterni perché l'ultima volta mi sono trovato molto male, quindi proviamo con gli esterni in questo modo e andiamo al match, ragazzi. Si parte all'Emirates, ragazzi. Arsenal-Napoli. Vediamo se riusciamo a cambiare il trend di questa stagione. Attenzione, provano a scendere loro. E infatti gli spalti pullulano di tifosi Proviamo festanti. ad andare a chiudere, niente da fare. Palla dentro, c'è Nathan che deve chiudere. Scendono loro, Nathan cross in mezzo. Riusciamo a chiudere con Zielinski, Mario Rui. Errore qui in impostazione. Pempe Meret ci salva. E poi Di Lorenzo prova ad aprire direttamente il Son Gong, che però aspetta pure che gli portino il caffè a letto, quindi niente da fare. Riparte ancora l'Arsenal con Martinelli, hanno cominciato loro col piede sull'acceleratore. Gong qui recupera una gran palla e poi la dà ad Osimhen che appoggia a Kvaratskhelia, prova a ridarla ad Osi, niente da fare. Stagione sottotono per Kvaratskhelia fino ad ora, sono sincero. Niente da fare, Gong non riesce a recuperare questa palla. Va a dare una mano, niente da fare, Anghissa, Odegaard, Caciuste, fanno girare bene loro la palla, attenzione Odegaard, allarga verso Saka, proviamo a chiudere le linee di passaggio noi, attenzione Pedri, arriva Anghissa che fa fallo, ma concede il vantaggio l'arbitro, dentro Nathan, poi allarga per Gong, Gong prova il dribbling, fallo su Gong. Calcio di punizione per il Napoli. Fra, ma Spalletti quanto era? Se avevo questo dubbio. In che senso quanto era? Ma Spalletti non c'era, mi pare. Non c'era proprio. Rachmani lungo per Osimhen che si fa anticipare. Nathan prende questa palla. Errore però qui. Caciuste. Anghissa. Palla per Zielinski. Caciuste. Osimhen prova ad appoggiare. Non riesce però a far girare questa palla. Anghissa deve provare a regolare. Attenzione. Caciuste, Zielinski attacca l'Arsenal bene con Rachmani che esce male. Caciuste deve andare a chiudere, attenzione, dentro Odegaard, palla dentro, Mario la mette fuori. Zielinski va verso Osimhen, ci stanno però chiudendo un po' in area di rigore, attenzione, Zielinski deve andare a chiudere su Bukayo Saka. Ancora entra in area l'Arsenal, giocano benissimo ragazzi, non si può dire assolutamente nulla fino ad ora, stiamo riuscendo però a chiudere. Adesso Mario Rui fuori da Kvaratskhelia che prova a dribblare e se ne va, la appoggia Mario Rui troppo debole, Condé stava recuperando facile. Attenzione Rachmani, si fa saltare da Musiala, facile facile, esce Caciuste adesso, niente da fare. Odegaard, attaccano ancora loro, ancora Rachmani, Anghissa, palla per Gong, palla per Anghissa, allarga per Caciuste, cerca Osimhen che fa correre in Gong, attenzione, non riesce ad arrivare sulla palla, per davvero pochissimo. Zielinski spizza questa palla, fallo laterale per l'Arsenal. Siamo un po' schiacciati. Attenzione, attacca l'Arsenal ancora, Nathan in chiusura, non ci riesce a chiudere, Di Lorenzo prova ad attendere, Anghissa, Musiala, Caciuste, prova ad uscire Caciuste,
niente da fare. Zielinski dentro loro, vabbè. 1-0 Arsenal. Pepe. Pepe. Giocano bene ragazzi. Osimhen, Caciuste, palla per Di Lorenzo, prova a scendere Giannino. Anghissà per Di Lorenzo, dentro Pengong che si gira, da fuori gioco pure. Porca due. Ah, porca troia. Porca troia, magari ultimamente è una tragedia. Attenzione, palla dentro. Proviamo a arrivare palla con Zielinski che allarga per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, non abbiamo sbocchi. Mario Rui, palla per Caciuste, cerca Zielinski, prova ad andare da Osimhen, che si allunga la palla e non riusciamo ad andare a concludere. Attenzione, riparte l'Arsenal dentro con Gabriel Jesus, esce Rui, Zielinski recupera palla e va da Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara, la da Mario Rui che prova ad andare dentro da Osimhen che cerca un gong. Ovviamente la parata di Ter Stegen, ragazzi. Siamo arrivati davanti al portiere. Mario Rui, Nathan Rui dentro per Kvaratskhelia che cerca subito Zielinski che va da Victor Osimhen che la mette sotto l'incrocio. Victor Osimhen 1-1. Abbiamo iniziato a palleggiare e si vede la differenza, ragazzi. Con Victor che punisce l'Arsenal. 1-1. Attenzione, Ngong. Provano a ripartire loro con Anghissà che la butta per Di Lorenzo, dentro per Caciuste che può scendere Caciuste. Cerca Ngong, attenzione, dentro subito per Victor Osimhen. Palla un po' lunga, sbagliata chiaramente. Caciuste dentro, Nathan, bell'anticipo qua. Mario Rui allarga per Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara che se ne va, Kvaratskhelia dentro per Victor Osimhen che va da Zielinski. Che miracolo di Ter Stegen, ragazzi. Miracolo di Ter Stegen qui. Attenzione. Attenzione, Rachmani prova ad arrivare sul primo palo. Rachmani, Zielinski prova ad andare da lui. Rachmani prova a metterla dentro. Anghissà, Kvaratskhelia, la palla resta lì. La butta fuori l'Arsenal. Sì, ho pareggiato Aldo. 1-1. Attenzione, Mario Rui. Mario Rui cerca Zielinski, palla per Kvara, prova ad appoggiarla ancora Anghissà. Zielinski, Mario Rui. Ancora palla per Zielinski. Va ancora ad Anghissà che cerca Caciuste. Attenzione, Anghissà, Osimhen era in gol ma fuori gioco di Victor. Tranquillo Aldo, tranquillo, vai. Fuori gioco inesistente, ragazzi. Inesistente. Palla corta. Prova ad imbastire qualcosa l'Arsenal. Qui non riesce Nathan a chiudere. Palla dentro. 1-1 dopo Aldo, grazie. 1-1, bellissima partita all'Emirates, ragazzi. Stiamo giocando in realtà bene. Si parte subito col secondo tempo. Dobbiamo fare solamente qualcosa di più. Attenzione, Caciuste, Mario Rui ha temporeggiato troppo. La palla arriva a Kvaratskhelia. Dentro per Zielinski, prova ad andare da Mario Rui, niente da fare. Mario Rui recupera palla per Zielu che prova a crossare verso Ngong, niente da fare. Prova a ripartire l'Arsenal, va a chiudere Caciuste su Martinelli che non riesce a recuperare palla veramente per un nulla. Attenzione, Pepe, Caciuste, chiudere ancora su Martinelli, raddoppio di Di Lorenzo, niente da fare. Attenzione, Pedri, palla dentro. Ma dai, Zielinski, Anghissà, Caciuste. Non riusciamo ad uscire, palla al piede qui. Attacca ancora l'Arsenal con Nathan. Attenzione, attaccano loro. Prova a chiudere Zielinski, niente da fare. Caciuste in chiusura. Non riusciamo a recuperare questa palla. Palla dentro. Vantaggio Arsenal. Ma Dio cane, ragazzi. Sto cazzo di Mbappé.
1 Arsenal, niente da fare. Cacius Di Lorenzo. Gong prova ad andarsene in Gong, ci vede Anghissà che penetra l'area di rigore. Anghissà si gira al cross in mezzo, c'è Osimhen, niente da fare. Gong prova a sporcare la traiettoria, non ci riesce. Attenzione, Zielis, guarda là che cazzo di palla ha recuperato questo, guarda. Pempe, attenzione, prova a scendere Martinelli, chiude Anghissà, Rachmani. Gran recupero palla di Rachmani che poi va da Caciuste dentro per Victor Osimhen che l'attacca Kvaratskhelia che prova a dribblare, ancora un ennesimo rimpallo vinto dall'Arsenal, ragazzi. Male così, Anghissà, palla per Zielinski che si gira, cerca Kvaratskhelia che prova ad andarsene, Kvara, dribbling e dentro, palla per Zielinski che scende, Zielinski, non ci credo. Rilancio di Ter Stegen. Attenzione, prova a ripartire Mario Rui, bel recupero palla di Rui, dentro per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia però prova ad andare, recupera palla Kvara con un po' di fortuna qui, dentro per Zielinski, tacco per Osimhen, va da Ngong, ancora per Osimhen che non riesce a tirare. Ter Stegen, rilancio lungo, palla fuori. C'è qualche sostituzione, ragazzi, stiamo continuando giocare bene ma non siamo incisivi. Abbiamo ancora Lindstrom che non si è comportato male da trequartista l'ultima volta, io lo metto di nuovo, proviamo ancora col trequartista a fare male ai nostri avversari. Caciuste è stanco, dentro un po' Dendoncker e va bene così, Giacomino Raspadori giocherà al posto di Ngong, seconda punta, va bene così, proviamo ad andarci a prendere questa partita. C'ho Mazzocchi on fire, cambiamo anche in difesa, allora va bene così, andiamo, ritorniamo al match. Mazzocchi, fallo laterale per noi, attenzione Mazzocchi, Anghissà tiene palla lì, Anghissà va dentro, la palla non passa, purtroppo Dendoncker recupera una gran palla Dendoncker, Lindstrom dentro per arrivare a Spadori, la parata e Osimhen. Un pareggio pressoché ridicolo, ma ce lo teniamo tutti, ragazzi. 2-2, 2-2 ragazzi, 2-2, gran pareggio, ancora Victor. Raspadori non riesce a recuperare questa palla, attenzione Di Lorenzo, Rachmani recupera palla e la dà però direttamente a Osimhen e sbaglia tutto, però attenzione, attacca ancora l'Arsenal, no ci credo ragazzi, mamma mia, palla fuori, Dendoncker, ancora l'Arsenal dentro, Pempe, calcio d'angolo. Oh Salvio, gira ancora Maluccio fra, ho fatto altre 2 sconfitte purtroppo, mo sto provando a portarmi a casa questo. Meret, rilancio lungo, Osimhen per Kvaratskhelia che di petto l'ha dato Osimhen che poteva ridarla a Kvara, niente da fare, Lindstrom. Proviamo a recuperare questa palla, niente da fare, Anghissà su Pempe che prova fino dentro, Pempe, guarda là che cazzo di rimpallo, non ho vinto. Di Lorenzo, Osimhen prende posizione, la gira per Kvaratskhelia, si gira Kvara che fa piede e piede, ragazzi, Kvara dentro per Mario Rui, tiene palla dentro Mario, incredibile. Attenzione, attacca ancora l'Arsenal, dentro per Pempe che ovviamente si gira, se ne va Meret, mamma mia Alex, mamma mia Alex, calcio d'angolo per loro, calcio d'angolo, palla corta per Pempe, Cancelo, esce anche Dendoncker che recupera questa palla insieme a Giacomino Raspadori. Dendoncker prova ad andare, perché? Attenzione, esce Dendoncker, niente da fare, recupera adesso palla dentro per Kvaratskhelia che appoggia Lindstrom, cerca dentro subito Victor, dentro Victor Osimhen. Attenzione Victor, si ferma, la dà a Lindstrom, palla per Anghissà che sbaglia tutto.
Attenzione Di Lorenzo in chiusura, bella chiusura su Pempè. Meret prova a rilanciare lungo verso Osimhen che prova a spizzare per Kvaratskhelia che va dentro da Lindstrom, attenzione Lindstrom ancora per Kvaratskhelia che l'alza verso Osimhen, niente da fare, fuori gioco, Gesù. Fuori gioco di Lindstrom. Ci stiamo provando. Ter Stegen, rilancio lungo di Lorenzo, deve svettare su Pempè e ci riesce. Dendonker, palla per Lindstrom, Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, cerca Lindstrom con la rabona, va dentro da Osimhen che non riesce a tirare, incredibile. Niente da fare. Attacca l'Arsenal. Mamma mia, recupero palla, Meret, rilancio lungo, Lindstrom colpisce verso Raspadori, niente da fare. Finisce qua 2-2, almeno non l'abbiamo persa. Avremmo forse meritato qualcosina in più, ma la partita è stata estremamente equilibrata. Quantomeno ci portiamo a casa un pareggio che potrebbe provare a ridarci un po' di morale. Guadagniamo 5 punti.